Può una dieta povera di carboidrati dare supporto al mal di testa, all'emicrania? Vediamola in questo studio che ho preparato per te, che è del 2024, molto recente. È uno studio piccolo che però ci dà già qualche idea. Penso che tutto questo che sentirai potrai metterlo in pratica direttamente dalla fine di questo video. Quindi se soffri di emicrania, sentilo fino alla fine perché potrà darti del supporto. Allora, qua dietro andiamo a vedere principalmente che cos'è che causa l'emicrania in base agli studi che abbiamo. Secondo me è più di questo, più di quello che vedrai qua, però una parte secondo me andiamo a centrarla. Quindi l'emicrania, allora, c'è una richiesta di energia più alta rispetto a quella che può sostenere il cervello. Questo è quello che accade. Dalla parte del metabolismo principalmente, quindi la creazione di energia che ci serve per usare le nostre facoltà cognitive, motorie, non solo del cervello ma di tutto il corpo, in questo momento per chi ha l'emicrania c'è una richiesta abbastanza alta che non riesce a soddisfare il cervello, quindi c'è una produzione di energia più bassa rispetto al dovuto e qua stiamo parlando di mitocondri, che sono quelle particolari parti delle cellule che creano l'energia con il ciclo di Krebs, ma qui non andiamo troppo nel dettaglio. Quindi c'è uno stress ossidativo che in altre parole vuol dire che c'è un'infiammazione, una microinfiammazione e c'è un metabolismo del glucosio sbilanciato. Quindi il nostro cervello non sta, o il nostro metabolismo, sistema nervoso, non sta usando il glucosio in modalità efficiente o efficace. Ecco perché stiamo parlando appunto di una dieta povera di carboidrati, perché va a diminuire l'insulina, non usare il glucosio come fonte principale di energia, ma va a usare i chetoni, che sono particelle che vengono create dal nostro fegato insieme al pancreas. Ovviamente se c'è poca insulina si usa il chetone. Ora, senza andare troppo nel dettaglio, quello che è stato studiato con la dieta chetogenica nel passato è che era una terapia molto efficace per chi soffriva di epilessia. Quindi senza usare farmaci andavano a usare la dieta chetogenica povera di carboidrati, meno di 50 grammi di carboidrati al giorno, molto molto bassa, dove la quantità di fibre è molto alta, quella di antiossidanti per appunto abbassare l'infiammazione è anche alta di grassi insaturi. Grassi insaturi stiamo parlando di principalmente omega 3, quindi è anche quindi grassi buoni, quelli che sono dentro la carne, dentro il pesce, dentro le noci. Ok? Quindi 50 grammi di carboidrati massimo, quindi idealmente minore di questo. La causa, secondo me, dell'emicrania non è solo un problema energetico, quindi del metabolismo, ma è multifattoriale. Anzi, non è secondo me il problema, è così, è sicuramente così, perché non abbiamo dati che ci dicono che sicuramente mettendo a posto il metabolismo riusciamo, dal punto di vista nutrizionale e nutrizionistico, riusciamo a risolvere totalmente. Ecco che qui ci sono dei multifattori, ovvero lo stress, il sonno, la parte emotiva, la parte sociale. Ecco che con il mio approccio, che è l'approccio Neurobalance, andiamo su tutti questi fattori. Il mio lavoro è quello di aiutare persone che soffrono di dolori persistenti con un approccio mind-body. Quindi il problema non è solo nel corpo, è anche nella mente, ok? Mente intesa come emozioni e stress. Le proprietà della chetogenica è stata studiata molto sugli animali nel passato. Ecco perché non abbiamo tantissimi dati ancora a dire ok, facciamola per tutti, anche gli esseri umani, perché i dati che abbiamo sugli animali notiamo che c'è una riduzione dell'infiammazione, quindi è un antinfiammatorio, la chetogenica, c'è un miglioramento del metabolismo, ovvero quindi porta a un'intensità e una frequenza minore degli attacchi di emicrania. Come lo sappiamo,
Una delle prime volte, questo è uno studio che appunto non è su animali ma è su persone, che è molto molto differente, no? Rispetto a dei topini che andiamo a studiare. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso 25 persone in questo pilot study, 25 persone, 13 femmine, 10 maschi, e hanno fatto un trattamento di 8 settimane di chetogenica. Le prime 4 settimane hanno raccolto un po' i dati di cosa stavano mangiando, senza fare l'intervento ancora, e hanno notato che ovviamente tutte queste mangiavano già carboidrati molto più di 50 grammi, parliamo anche del doppio, se non del triplo dei carboidrati semplici, quindi pasta, pane, zuccheri, fritto. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto delle analisi del sangue ovviamente, hanno fatto l'intervento di chetogenica personalizzato per ognuna di queste persone e poi 4 settimane di integrazione per capire come stava andando avanti la terapia e delle analisi del sangue alla fine. L'idea di questa dieta chetogenica, perché immagino che tu sei qui e dici, ma com'è sta dieta chetogenica? L'esempio che in questo studio scientifico è stato, scritto è una colazione con cacao puro, pane di segale, che non sono d'accordo sinceramente perché non so perché l'hanno messo, ma sicuramente ha un apporto di carboidrati molto minore rispetto al pane bianco, e delle noci. Lo snack probabilmente a metà mattinata o metà pomeriggio, delle olive e delle noci. Pranzo, tonno, cicoria, finocchio, peperoni. Cena, uova, scarola, pomodori. Quindi qua capite che non ci sono farine raffinate, ci sono principalmente proteine e grassi. Ovviamente tutto questo c'è un'abbondante qualità di olio extravergine d'oliva, c'è del burro, ci sono delle noci, ok? Tutta la parte di grassi arriva principalmente dall'integrazione di proteine animali, principalmente. Perché ovviamente dentro il tonno c'è già del grasso, dentro la carne c'è già del grasso, quindi non pensiamo subito a bersi un litro di olio d'oliva, quindi non è questo il fatto della chetogenica. La cosa più importante che dovremmo vedere qui sono i risultati, ovviamente. Guardiamo, ci sono 3 principali risultati che dovrebbero farti sorridere, perché c'è la frequenza dell'emicrania, quindi su 30 giorni, l'intensità dell'emicrania su 30 giorni, quindi su queste 8 settimane, quindi più di 30 giorni, e l'insulina nel sangue, perché quella che si è abbassata capiamo che andiamo a lavorare sull'infiammazione. In teoria la nostra insulina dovrebbe essere sempre a un valore minimo, ok? Quindi la frequenza, quindi su 30 giorni di emicrania, nel T0, quindi all'inizio della terapia, queste persone avevano in media 17,5 giorni di emicrania, quindi sono molti, molti. Dopo, dentro il T1, quindi nelle 8 settimane di chetogenica, 5,93, 5,93, quasi 6 giorni di emicrania, che già sono molto differenti. Questa è media, perché chi ne aveva un po' di più, chi ne aveva un po' di meno. Questa è la media. E il T2 alla fine 3 giorni di emicrania. Ora, se tu soffri di emicrania per 17 giorni di attacchi nel mese e con una dieta chetogenica arrivi a averne solo 3, la faresti questa dieta? Proveresti questa dieta? Probabilmente sì, ma ovviamente guardiamo anche l'intensità. Il T0 all'inizio l'intensità su 0 su 10, questa intensità 8, quindi molto alta, 8,4 addirittura. T1 nel mezzo della terapia 4, quindi abbiamo dimezzato 4,9, abbiamo quasi dimezzato l'intensità per poi arrivare a un 3,6 alla fine del trattamento, alla fine. Ovviamente hanno visto, perché non l'ho fatto io questo studio, l'insulina attraverso quindi analisi del sangue prima e dopo, e l'insulina da 7,75 ml unità su litro, 7,75, si è abbassata a 5,98. Sicuramente questo è un dato molto importante,
si sapeva che l'insulina sarebbe andata giù. Ci sono ovviamente sembra tutto bello qua, ma ci sono delle cose da considerare perché ho visto nello studio che le persone hanno perso comunque dei chili. Ovviamente è una dieta che non va a perdere dei chili perché usa il grasso come energia. Quindi se sei già una persona che ha problemi di peso, bisogna considerare questa dieta chetogenica e farti seguire da un nutrizionista che è esperto in questa dieta. Soprattutto se prendi dei farmaci, anche questo da considerare, se già prendi dei farmaci magari antidepressivi o per problemi di pressione alta, perché con questa dieta abbassiamo notevolmente la pressione e potrebbe dare degli effetti non buoni, cioè non desiderati, se soffri di pressione alta già. Ecco che qui un professionista, un nutrizionista dovrebbe collaborare col tuo medico nel caso che tu soffra di altre problematiche, non solo di emicrania, no? Ma anche di problematiche cardiovascolari. Secondo me questo è molto promettente, anche se sono solo 23 persone, 25 persone, è uno studio molto piccolo, ma se andiamo a vedere ci sono altri studi, non tantissimi, ma questo è molto promettente perché è nuovo, è fatto tra l'altro in Italia, quindi con una dieta chetogenica mediterranea, dove in realtà questo che vedi qua sembra molto un menù molto diciamo ristretto, ma ci sono tantissime cose che possiamo mangiare e non è vero che bisogna per forza perdere peso, si può rimanere a un peso diciamo stabile e fare una dieta di questo tipo. Per esempio io ho una dieta low carb ma non prettamente chetogenica proprio per questo motivo di perdita di peso. E questo è quello che volevo dirti, spero che insomma prenderai in considerazione la chetogenica come trattamento. In Neurobalance noi la prendiamo in considerazione non unicamente dal punto di vista appunto nutrizionale come trattamento, ma anche come trattamento quindi anche mentale, no? Quindi non solo body, non solo corpo, ma anche mente. Quindi ecco che qui c'è una limitazione di questo studio che non hanno preso in considerazione, quindi tutta la parte emotiva che può essere un fattore molto preponderante per chi soffre di dolori cronici. E qui però già arrivare a un 3 attacchi rispetto a 17 dall'inizio per mese secondo me è molto promettente. Ci serviranno molti altri studi come questo per dire che la chetogenica è un qualcosa da prendere sicuramente in considerazione. Io la prendo in considerazione, almeno una low carb secondo me bisognerebbe provarla senza però sentirsi stressati dal fatto di dire ok, adesso devo cambiare tutta la mia vita perché non so più cosa mangiare. Ecco, questo è uno stress che si dovrebbe ovviare magari facendoti seguire da un nutrizionista. Se hai idea che pensi che questa cosa possa interessarti, scrivimi nei commenti, guarda il link in descrizione perché trovi lo studio e trovi anche il modo per candidarti al nostro Neurobalance e capire se questa parte qui può essere inserita nel tuo percorso di riabilitazione facendoti seguire direttamente dal nostro team. Per adesso è tutto, ti lascio un video qua sopra che potrebbe interessarti parlando appunto di chetogenica e spero che ti sia piaciuto e ti sia stato di supporto. A presto e alla prossima!